Bella raga, ciao a tutti da Comandante Veneziano, sono Comandante Impossibili, siamo con il Giappone, quindi partiamo subito. Germania e Giappone la prima, nella realtà ha vinto la Germania, qua sarà un pochino più dura, ma noi ci proviamo, vai! Germany vs Japan, speriamo che le maglie siano diverse, ma mi scusate ragazzi per quelle maglie là veramente inaccettabili. Eccoli qua i tedeschi. Ta, 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 tarà. Ta-ta. E si parte Beppe. Partita importante tra i tedeschi e i giapponesi. Si gioca in un'atmosfera fantastica qui all'Alba Eid Vai. Stadium. Pubblico delle grandi occasioni, nessuno è voluto mancare a questo appuntamento. Si parte. Amici appassionati della Bella sport, Germania, una delle più belle a mio parere. debuttano in questo mondiale, l'adrenalina fra i giocatori a 1000, attendevano questo giorno da molto tempo e finalmente si va. Si affrontano Germania e Giappone. Impegno importantissimo, Pier. Da onorare Attenzione al meglio. subito. Sané. Mamma mia, subito. Sané, ma recupera la difesa Japan. Olli per Benji, no niente. Alla persa, attenzione. Fallo pesante. Punizione per i tedeschi. Fallo pesante. L'arbitro preferisce la dialettica, evidentemente non se n'è sentita di estrarre subito il giallo. Giusto così, Pier, il calcio è uno sport. Attenzione di contatto, Gundo. Non è che si può ammonire a ogni minimo intervento. Schema tedesco. Parata di Gonda. Germania che scende in campo con questi 11. In porta c'è Vai. Manuel Neuer. Go Japan go. Rudiger in Go difesa Japan, con Japan Osimhen. go. Gundogan Attenzione insieme a Ito. Goretzka come Ito. trequartista centrale. È l'unica Ito. volta che avrà il Ito. compito di finalizzare da manovra. Niente, Ito sbaglia. Niente, rimessa per i giapponesi. Si ripartirà con un fallo laterale. Niente da fare. Sveglia Giappone, bravissimo Ito, il campioncino Ito. Per Asano, entra in area Asa. Tra le protagoniste annunciate c'è sempre la Germania. Non ci che si credo. presenta sia come una delle favorite per la vittoria finale. Vincere oggi metterebbe in discesa la strada verso la qualificazione e il primo posto nel girone. No, il buco. La qualità della Spagna non è in discussione mai. Ha una rosa di altissimo livello in grado di battere. È un girone duro, c'è anche la Spagna, è vero, sì, ciao. Non lo passeremo mai sto girone se... Buono l'intervento. Mamma mia, bravissimi. Palla che termina tra le braccia del portiere. Kamada. No, errore di Kamada, attenzione però, è fortunata quando era in pallo Asano. Asa. Attenzione il Giappone! Neuer, mamma mia. Opportunità dalla bandiera. Bella occasione dei nipponici. In vantaggio. Corner corto. Yoshida! Intervento provvidenziale, ha tolto la palla dalla porta. Endo, numero 10! Attenzione Giappone! C'è il miracolo di Neuer. C'è il miracolo di Neuer. C'è il miracolo di Neuer. Minamino. Yoshida! Ancora Giappone, incredibile, incredibile. Sta dominando adesso il Giappone. Corner battuto corto. Yoshida ancora. Sbaglia. Ma ancora recupera. Adesso esce la Germania. Attenzione, incredibile la Deutschland. Bene sulla linea del passaggio e recupera il pallone. Gnabry. Ecco Gnabry. Attenzione in palla favorevole. Ma recupera ancora un Giappone splendido per primo tempo meraviglioso dei nipponici. Kamada. Formazione ospite scatenata nell'ultimo quarto d'ora. Si gioca praticamente in una metà campo. I numeri parlano. Niente. Da qualche minuto Attenzione però la beffa atrocissima tedesca. Devono approfittare di questo momento favorevole per piazzare la zampata vincente. Aia. No, scivolata a vuoto. Bravissimi ancora. Nagatomo. Ex Inter, finisce il primo tempo 0-0, sta giocando molto meglio. Sta giocando molto meglio il Giappone. Vai. È iniziato il secondo tempo della sfida che segna il debutto di queste due squadre a Qatar 2022. Attenzione Asano. Asano si invola verso la gloria eternissima. Kamada. Attenzione Giappone, fuori. Palla che finisce fuori.
La potenza c'era, è mancata la precisione. Però gran bella partita del Giappone che non sta sfigurando minimamente contro i 4 volte campioni del mondo. Ecco Gnabry. Attenzione. Avanza, palla al piede. Leon Goretzka. Non ci credo. Mamma mia, bella parata quella del portiere giapponese. Alla messa in mezzo. Colpo di testa. Grande intervento del portiere. Mamma mia. No, aia. Aia, fuori gioco. Prova il lancio, ma si alza la bandierina, c'è offside. Allora Piero, Kamada. per me l'idea è Kamada. buonissima. Bravo K. Ito. È stato sbagliato. Ha Ito, avuto niente da fare. andare. Brava la difesa a salire e a far scattare il fuorigioco. Tomiyasu. Può scambiare con il compagno. Vai Endo. Endo, niente da fare. No, si ostacolano i due giocatori. Buttala in mezzo, va. Ito. Kamada. Ancora incredibile. Manuel Neuer è veramente il fenomeno che sappiamo. Non è una novità, però veramente ha preso tutto Neuer. Può far tutto Neuer. Sané. Rüdiger. Müller. No, però l'atrocissima. No, la beffa atroce, però dai. Possono passare in vantaggio. Eccola là. Eccolo il primo gol che può indirizzare il match. Che beffa, dominiamo noi, ma vincono loro. Del risultato di 0-0. Passano dunque a condurre in questo finale. Incredibile. Beffa a dir poco vergognosa. Müller. Buono qui il recupero del pallone. Il Giappone ha subito il colpo. Kimmich. I tifosi lo invitano a provarci, distanza giusta. Pericolo scappato. Ha subito il colpo il Giappone che ha dominato un golletto della Germania. Ci sta condannando. Il corner di Kimmich, attenzione. Pazza via il pallone. Minamino. Minamino contro tutti. Il Mina da solo. 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 Sbaglia. Recupero da parte della difesa. Gundogan. Dai, meno il pareggio, sarebbe il minimo pareggiarla. Ito! 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 Gol di Ito! La pareggia il Giappone, meritatissima! Pareggio meritatissimo di Ito. E vaffancuore. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Ancora 120 secondi alla fine. Può essere una delle ultime occasioni. Bravissimi, dai Giappone. Dai come realtà che li beffiamo da 1-0, 2-1. Minamino. Attenzione, Minamino! Vede Kamada! 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 Incredibile Kamada! Come la realtà! Da 1-0, 2-1! Incredibile, incredibile quello che è successo. Non ci voglio credere, mamma mia. Credo che siamo a livello leggenda. Che vittoria, Beppe, che vittoria atrocissima. Ho dominato però, Adesso bisogna battere la più scarsa, cioè il Costa Rica, per portare a casa la qualification. Tanto saliamo. Questa vittoria deve rimanere negli annali. Che vittoria. No. Vai. Siamo contro la Costa Rica. Che bella partita, incredibile. Sale la febbre sulle tribune dell'Usain Stadium in attesa del calcio d'inizio. Vai.
Non cambiate canale, seguite me e Lelia Dani e non ve ne pentirete. Match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo 2022. Bisogna buttare via la vittoria con la Germania, come ha fatto il Giappone in realtà, che proprio oggi ha perso contro Costa Rica. L'obiettivo è sicuramente quello di dare il via a una striscia positiva. Occhio. Giocata interessante per Campbell. il compagno. Lascia partire il tiro. Bravo Gonda. Yoshida. Minamino. Perendo. Minamino. Roba nostra. Conquista Ito. il calcio d'angolo. Ha cercato la rete. Peccato. Con di testa, pallone che è finito abbondantemente fuori. Aveva preso bene il tempo il difensore, ma non ha inquadrato la porta a causa della marcatura stretta. Dai ragazzi, su. È la partita da vincere questa. Difesa sotto pressione qui. Attenzione al Costa Rica. Recupera molto bene la difesa nipponica. Kamada. Buono. Vai Mina. Guadagna metri. Asano. Occasione ribattuta. Tiro. Calcio d'angolo. Traiettoria, un portiere aggiunto. Ma il Giappone c'è ragazzi. Il Japan c'è. Tocca per il compagno. Buono. Ito. Va via Ito. Mamma che ha fatto Ito. Navas la butta su. Palla persa. Campbell. Ruiz che ce lo ricordiamo bene. Lascia partire il tiro. Bravo portiere. Si riprenderà dunque con il corner. Ottima chance per portarsi avanti. La mette in mezzo. Vai Kamada si invola, il Kama si invola. Si libera spazio. Bella azione giapponese, ma recupera bene il Costa Rica. Occhio al pallone. Fuori gioco. Niente. Questa è brutta. Ai, gol del Costa Rica, incredibile. Campbell unisce Ed ecco dunque arrivato il la difesa giapponese. Gol che non me l'aspettavo, Buono. Vai Minamino. Buono. Tenta il tiro respinto. Dai che vuole la rimonta come con la Germania. Non possiamo perdere, buttare via la vittoria così. Beh, no, non ci credo. Si riprende il pallone. Bravissimo. Non perderla però. Quarto uomo segnala un minuto di recupero. Bellissimo! Minamino! Pareggio del Giappone, sentenza giapponiana. 1-1, Minamino. Primo tempo che va in archivio all'Usai. Importante fare gol alla fine del primo tempo. Match della fase a gironi che entra nel vivo, è partito il secondo tempo. Dai Fiori. La strada è libera, può dare. Buon movimento di squadra. Dai che roba nostra, bravissimo. Kamada. Bravo per Minamino ancora, grande Mina. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Tiro, non ci credo. Riuscito a sfruttare questa occasione, poteva essere una buona opportunità.
Bravissimo Asano. Palla in zona Asano. va via il proprio marcatore. Bella per Asano. Fallo, niente, per presa Salva bene. tutto con questo intervento. Bel Giappone però, che deve sempre prendere i gol per giocare bene. Campbell c'è campo, attenzione, la squadra sbilanciata in Attenzione avanti. però. Bravissimo Ferma, non Endo. controlla. Tomiyasu. Tomiyasu, bene per Asano. L'Asa c'è. Stesso palo. Bravo Asa. Niente, Tornano in possesso bel Ravens, recupero. un ottimo lavoro difensivo. C'è spazio per proporsi. Ottima Ottimo. la copertura. Bel lancio in profondità, forse un po' lungo, Intervento sì. perfetto che evita guai. No. Ma porco zio, qua siamo da solo il Costa Rica. Ruiz. Ma il Giappone riesce a recuperare. Sfruttano male questo tiro della bandierina. Ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Merda, no. No, la beffa atrocissima, grande. Grande portiere. Ito. Shinvola Ito. Shibasaki. Fallo. È entrato fuori tempo e qui può starci il cartellino. Yellus per Borges. Ancora 600 secondi alla fine. Vogliono vincere la finale che si Beh, ancora la rimonta alla fine. Spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario. Grande errore del Costa Rica qua. Vediamo se lo sfruttiamo. Attenzione, Kamada all'85esimo, 2-1 Giappone, incredibile. Incredibile. Passano dunque a condurre in questo finale, rete pesantissima. Prova a superare la difesa con questo pallone. 87esimo, no. Attenzione! Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Dai che ci qualifichiamo così. Ci sarà un minuto di recupero. Minamino. Che Giappone, 2 volte in svantaggio con Germania e Costa Rica e poi la ribaltiamo. It's incredible. E siamo agli ottavi di finale ancora dopo con la Danimarca. Bene. Buono. Siamo passati, ma non... Ci basta un pareggio per il first post. Aspetta. Adesso, queste maglie che le mettono uguali sono un po' coglioni, però. Ok. Vai. Non faccio neanche il turnover dopo l'esperienza con la Danimarca. Sale la tensione in campo sugli spalti in attesa di vedere le due squadre all'opera sul prato dell'Al Bayt Stadium. Vi do il bentornato sulle Basta un pareggio per il primo posto, ma sarà dura con la Hispana. Sempre c'è l'Elia Dani. Terza e ultima giornata della fase a gironi di questo mondiale. Si sfidano Giappone e Spagna. Partita che offre parecchi spunti interessanti. Abbiamo di fronte due squadre che cercano i 3 punti per migliorare la loro classifica. Gli occhi di tutto il mondo sono puntati su di loro e nessuna delle due vuole far brutta figura. Occhio, subito la Spagna vuole partire forte. Kamada. Guadagna metri da Spagna. La difesa recupera il pallone interrompendo l'attacco. Palla per Dani Olmo. Cookie. Morata. Gol. Subito gol. Attenzione che con l'Australia ha perso 6-0 con Danimarca. Eccolo il primo gol della gara. Si riparte dunque con E andiamo sempre in svantaggio, per la terza volta in svantaggio fuori gioco. Palla fuori, occasione clamorosa, se l'è giocata malissimo, ma era tutto inutile, c'era offside. Deve ringraziare la buona sorte qui, senza fuorigioco sarebbe stato un errore gravissimo. Ha risolto una situazione complicata, concedendo il male minore, il calcio d'angolo. La battuta corta. Cross. Bravi. Veramente prendiamo gol sempre prima noi, incredibile. Intervento deciso.
Palla Ocio, Olmo. Bravi fiori. Ito. Kamada. Buono per Minamino. Il Mina. E subito il pareggio del Giappone. It's incredible. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Biscottone giapponese, pareggio, tutti contenti? Perde palla banalmente Carvajal. Attenzione Asano. Avanzando. Minamino. Brutto. Gol sfiorato, ma che giocata ha fatto qui. Kamada. Buono il recupero di Laporte. Alvaro Morata. C'è campo, attenzione, la squadra è sbilanciata in avanti. Ocio a Carvajal. Bravi. Il tocco del difensore e dunque calcio d'angolo. Calcio d'angolo corto. Busquets. Occasione per il vantaggio. Che dormita. E c'è il gol e trovano di nuovo il vantaggio. Che dormita. Dormitissima qua della difesa nipponica. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Sergio Busquets. Ottima visione di gioco. Ocio. Morata. 1-2 micidiale della Spagna. Micidiale per loro. L'ha detto anche lui. Siamo 3-1. Magari Niente, terza partita è un po' un'incognita per noi. Dai, no, la goleada però, dai. Servito Pedri. Ci sarà un minuto da recuperare. Bravi, Indica il quarto dai. uomo. Ah, finisce il primo tempo. 2-3-1 Spagna. Il tempo che si chiude qui con le squadre che si Arriva al dirigono secondo in questo posto qua. Vai. match della fase a gironi che entra nel vivo. È partito il secondo tempo. Bello questo. Bellissima stazione. Giappo ed è subito 3-2. Mamma mia, ragazzi. Che golasso di Endo. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Ferran Torres. Il tocco su Carvajal. Pedri. Continua il possesso palla. Ocio no! Mamma mia, che gattissima giapponese. Dai che facciamo la super rimonta. Cerca il corridoio. Attenzione al Giappone subito. Allontana Mamma mia, di poco, eh. Puttana miseria. Difesa scoperta, ha spazio per andare. Morata. Trasmessa su Busquets. Attenzione, passa il difensore. Mamma mia, Che sfuma, che rischio decisivo qua. l'intervento del difensore. Bella, ancora per Endo. Endo. 3-3. Completa la rimonta. 3-3. Sta squadra non muore mai. Il Japan non muore mai. Sono riusciti a raggiungere il pari grazie a uno straordinario sforzo di squadra. No, no, ma che buco è? Risolve Mamma con mia. un intervento decisivo. Nessun problema per il Che portiere. bello sto Giappone, ragazzi, non sembra vero, rimonte su rimonte. Sergio Busquets. Continuano a girare palla. No, aia, Possono passare avanti. bravo qui. portiere. Il portiere ci arriva. Crossa nel mezzo.
Gol. Può tirare un sospiro di sollievo, qui il portiere aveva sfoggiato una gran parata sulla conclusione di prima. Questa è stata più agevole. Tutta la Bravi. squadra avversaria era già pronta a Bravi. risultare, non devono averla Bravi. fatta bene. Eccezionali. Tomiyasu, Tomiyasu, Tomiyasu. Entra in area il Tomi. Ito. Ito! Buono l'intervento del portiere che salva il risultato. Entriamo nella zona Japan, Prendere gol adesso sarebbe stato più di un problema. Kamada. Della mira e calcia. Ah, dobbiamo sicuramente far meglio. Pedri. Il Giappone ammazza qualcuno. No, che culo rimpallo. Tenta la conclusione. Uh, Si salva qui il portiere. ammonito. Vogliono il gol del vantaggio, arrivano i Tomiyasu. calciatori, è un corner interessante. Riconquistano palla qui. Asensio. Palla per Pedri. Aia, che... Tutto fermo. Meno male. Offside, interrotta questa potenziale occasione. Meno male. 60 secondi da recuperare. Zona Giappone. Mamma, è finita adesso però, Vabbè, 3-3. Siamo primi comunque nel girone. Pareggio, che ne dici, Lele? Risultato giusto? Palla per Dani. Che rimonte però. La 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 la. Passiamo con prima della classe, la Germania saluta il mondiale. Adesso abbiamo... Magnifica la Ragazzi, il quarto di finale è contro il Belgio. Vai raga. E voglio arrivare almeno ai quarti, visto che nel mondiale con la Danimarca siamo usciti agli ottavi. Con calma ragazzi, con calma. Si sfidano Giappone e Belgio. Per me totalmente. Però stavolta non vorrei dare in svantaggio. Attenzione subito Kamada. Kamada, Kamada, Kamada! Non ci voglio credere, Courtois subito. Errore del Belgio, non ne approfittiamo. No. Carrasco. Provano ad aprire la difesa. Occhio, bravissimi. Questo è lo schieramento iniziale del Belgio. Courtois tra i pali. Molto bene. Con Toby Bravi, bravi, dai fiori. Insieme a Tielemans nella zona centrale del campo. Davanti gioca Eden Hazard accanto a Romelu Lukaku. Occhio Lukaku. Bravo Tomiyasu. Non perdo. Giocatore importante De Bruyne, ci si aspetta molto da lui quest'oggi. La sua abilità palla al piede. Bravi, dai. Lo rende uno dei principali pericoli per la difesa. Questo è bello. Quanta qualità No. gli consente non solo di dribblare, ma addirittura anche di essere l'uomo dell'ultimo passaggio. Ottimo. Su taglio, interrotto un'azione potenzialmente pericolosa. Perfetto per Asano. Asa. 1-0 Giappone. Finalmente abbiamo vantaggio in questo mondiale. Si gioca col Belgio che deve recuperare un gol. Vedremo se ci sarà la risposta dei diavoli rossi. 5 gol in 4 partite per Lukaku. Megoglione. La tempestività di questo intervento. Come in 4 partite. Tielemans. Ah sì, perché contano già questo. No! Gol. Respinta ma non è finita. Respinto qui il cross. C'è stata Mamma una mia. provvidenziale e sarà dunque corner. Alla toccata corta. Dendonka. Occhio. Ribattuta. Bravi. Dai, involiamoci verso la gloria eterna. Evidenziano una certa difficoltà Niente. della squadra di casa a sfruttare il fattore campo, risultato che premia comunque i loro sforzi. Hanno saputo sfruttare meglio le occasioni avute. Bravi. Le partite si vincono anche così. Non sempre dominare è garanzia di successo. Il match di oggi Ma lo no. prova. Occhio al forcing degli avversari che vogliono cambiare il risultato. Il Belgio preme adesso. Ai, questo forse è gol. Mamma mia. Ti amo, portiere. Ok. Vai il contropiedone. Fallo. Oh! Yuri Tielemans. Prova con questo filtrante, può nascere. Mamma mia.
Che rischio. Gol di Lukaku. Va vaffanculo, va. Aspetta un attimo. Brutto posizionamento del portiere. Ah. Lukaku pareggio. Adesso subiamo noi la rimonta proprio agli ottavi. Romelu. Finisce il primo tempo. L'arbitro dice che può bastare, si chiude Male. Peccato. Proprio alla fine del primo tempo prendiamo il pareggio. calcio d'inizio della ripresa battuto dal Belgio. Yoshida. Nagatomo. Minamino. Il Mina. Scegliere chi servire. Kamada entra in area, no. Nagatomo. Girano bene palla alla ricerca del varco giusto. Fallo! No, che vergogna. Che ladrata. Il cupolotto è tornato, ragazzi. Merda. Mamma Calcio mia. d'angolo per il Belgio, sempre sul risultato di Partita dura. batte lungo. Nessun problema qui per il portiere. Recuperano bene il pallone. Cagatissima mia qua. Yoshida. Prendila. Niente. Attenzione Kamada. Kamada bellissimo per Asano. Vai Asa. Asa contro tutti. L'Asa contro tutti. L'Asano! Che golasso di Asano. Mamma mia. Cosa ha fatto Asano, signori? Belgio che dovrà reagire per rimontare questo gol. L'Asa Show. Sono metri per Carrasco a disposizione. La tiene lì di forza. Van Aken. Occhio. Occhio a De Bruyne. Ottima lettura su un'azione pericolosa. Shiba. Vai Shiba. C'è spazio Bravo per il Shiba. Kamada. contropiede. La coppia pazza del Giappone. Kamada. È bello questo, mamma. Esaurisce qui il contropiede. Sicuro qui il portiere che blocca. Ok. Azione che prosegue, si affacciano nella tre quarti. Bellissimo. Minamino. Bello. Tiro inguardabile di Minaminus. E c'è la sostituzione nel Belgio. Van Aken. La gira su Carrasco. Spazio per Carrasco che prova a correre. Buona lettura su questo cross. Cross in mezzo. Occhio. Parata qui sul tentativo di testa. Ito. Ha spazio lungo l'out. Occhio ragazzi. Bravo. Pallone Niente. che è uscito, ma qui ha sprecato davvero un'ottima chance. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Recupera palla e può impostare. Prova a costruire. Kamada. Niente da far. De Bruyne. 60 secondi da recuperare. Trossard. Ha fermato un'azione che poteva diventare davvero pericolosa. Ottimo il recupero. Bravi. L'arbitro dice la parola. È finita. Incredibile. Siamo ai quarti, raga. Siamo ai quarti. Mamma mia, ragazzi, che Giappone. Mi sta esaltando sto Japan. Vediamo contro chi siamo. Allora, vediamo un attimo. Allora, Stati Uniti, Messico, col Brasile. Non è credo. Giappone-Brasile, la vedo un po' dura. Ma questo nel prossimo video. Alla prossima. Ciao!